Mandi dal disegno per furlan che tu ti visi quando tu sei lontan non tu vioderà cui sapere troppo. Buonasera a tutti voi e benvenuti a questa nuova puntata della trasmissione Imparare il Furlan. Fintre mai come abbiamo tutti insieme tante belle robe per le nostre lingue e abbiamo cercato di dare volta per volta da piccole regole di seguire per lei e scrivere il Furlan in maniera giusta. Qui stata in viaggio che sarà capitato di lei anche in Furlan e di non arrivare ad ora di capire perché una certa parola era scritta in una forma particolare. Io lo sai che il Furlan è un gruppo difficile da lei per più di qualcuno, ma credo anche che più robe si conoscono su una lingua e più facile diventa avvicinarsi a lei. Usai detto più volte che insegnare il Furlan senza io le vostre muse è un gruppo difficile, per il fatto che io non sai mai se avessi capito ciò che spieghi o ben se ciò che spieghi è a vonde clar. Io cerco di fare dal mio. Spero che anche voi mi potete aiutare in questo. Magari dando qualche consiglio, facendo qualche domanda, si sicura così che questa trasmissione può diventare in che modo più bella. E come, dopo aver chiacchierato dal più e dal mancul, a fare un sunto, oppure diciamo un struc, si dice, tutte le robe che abbiamo imparato finché mai come. Un po' come quando a scuola, se si pensate, quando l'avevi a scuola, i più vecchi, oppure i giovani che chiamavano, si ripassa le lezioni fatte. Allora giusto ogni tanto infatti sfermarsi un marilampa fa il punto di situazione, così anche voi già io adesso c'è tante robe che sono state dette e chi non ha seguito tutte le spuntate allora utenti c'è che magari si è perduto. In una delle prime spuntate avevo detto che la lingua furlana ha 4 caratteristiche fondamentali. Che sono, abbiamo detto, il pleonastic, vale a dire la ripetizione del soggetto, se si pensate, avevo anche fatto esempi, noi diciamo io o dici, in furlan noi potremmo dire in chiarniele, scusate, io a dici, che si ripete il soggetto 2 volte è una caratteristica propria del furlan. Dopo abbiamo i sons prepalatai, che io vengo tutti, la ch di chian e la g di giat. Dopo vengono tutti insieme le vocali lunghe e torniamo a ripassare un momento tutti insieme. R, la A, la E, la I, la O e la U. E abbiamo detto anche che per marcare il fatto che questo suono qui fosse più lungo, si droppava l'accento doppio, che al marca quando il suono viene slunghiato. E dopo avevo detto anche del plural stigmatic, vale a dire quando io ho un nome al singolare, ad esempio frut, il plural fa fruits. Questa qui era la quarta caratteristica della lingua furlana che dice che quasi tutte le parole, mentre che io da rincandere un sacco di eccezioni, per fare il plurale in furlan basta aggiuntare un S al singolare. E queste qui sono le prime 4 robe che vengono dalla lingua furlana. Oltre a queste 4 caratteristiche del furlan, che vengono trattate a fonte l'antaiodi quando si droppa la vocale lunga, quando non si ha di mettile, vengono quando si mette il C e il G in principio, in quarto, in fin di parole. Vengono tante altre robe e come facciamo anche una lista di queste robe. Abbiamo scoperto che i suoni palatai, e giusto per ripetere, sono palatai C e G, poi vengono scritti in maniera furlana. Per fare un esempio, abbiamo detto che se la C è seguita da una I oppure da una O, si la scrive, scusate, da una I o da una E, anche la maestra ogni tanto sbaglia, si la scrive normalmente, ad esempio, cene, ci vuole, si pensato.
E dopo vi viene anche detto che quando da ur da C ande une A, une O o ben une U, la C avviene scritta con la cedigliuta sotto, ad esempio ciavate, si scrive con la C con la cediglia, questi sono uno dei tanti esempi, no? Oppure cioc, per dire il cioc dall'en, si scrive così, perché se no non mettessi la cedigliuta, sarebbe coc, quindi un'altra roba che non vuol dire assolutamente nulla. Chiacchierando agli accenti, poi dopo, abbiamo spiegato un gruppo di robe, abbiamo spiegato che sono gli accenti lungs, che io vi ho nominato prima, ma abbiamo anche spiegato l'accento curt, che sarebbe questo o dretto, come si chiama. Vi ho spiegato quando si ha di metti gli accenti e anche quando non si ha di metti. E vi ho detto che tanti viazzi gli accenti accoventin per differenziare le parole che si scrivono in la stessa maniera. Se si pensais. Facciamo un esempio per tutti. Di la preposizione, di il verbo dire e di il giorno. Io ho detto che a seconda che mettiamo l'accento lungo oppure che il curt o dretto, cambia il significato. Oppure se io scrivo la è il verbo andare, la è l'articolo, ad esempio la sera, no? L'articolo che si mette davanti a una parola. Oppure viene detto anche poc e poke. Questa è una spinta e questa è poco. Io ho detto che l'accento cambia il significato a una parola. Vi ho spiegato, dopo dall'accento, e diciamo che si droppa l'apostrofo o apostrof, si dice per furlan, per dire in maniera corretta. E abbiamo detto che la nuova grafia ha cercato di evitare le parole con l'apostrofo. L'apostrofo segna alc calecolata. Ad esempio, se io dico lu armar, non state a ridere, ma una volta se si pensais, lu era la forma antica per indicare l'articolo determinativo maschile, il nostro il dell'italiano. Se io ho due vocali, una d'ogni dedicata, il suono è un tic brutto da sentire lu armar. Allora ce facciano? Si tae la U dall'articolo e queste vocali colate vengono sostituite dall'apostrofo. Ad esempio, se ho la parola la ongule, anche qui hanno due vocali staccate, accoglie la A e si mette l'apostrofo. Come ultimo argomento di tutta la nostra carrellata, fin come abbiamo trattato la particella pronominale indi e vi ho detto in tante maniere che si può droppare non dai. Scrivi in questa frase giusto per rinfrescare la memoria, non dai. A volere di non ne ho. E perché si scrive così? Perché vi ho detto che queste particelle si può scrivere in tante maniere. A può scolare la I da Nant, la I da Ur, e vi ho anche detto che quando colle la prima I si segna con l'apostrofo, mentre l'ultima dice che colle non viene mai segnata. E questo che noi diciamo ogni giorno dal nostro linguaggio comune non dai, non ne ho, magari se avessi voluto descrivere, se qualcuno di voi avesse voluto descriverlo, avrei scritto non dai tutta una parola, perché quando si la dice, insomma, che siete tutta unita. E vi ho scoperto i tanti modi che sono per poter scrivere appunto queste particelle pronominali che corrispondono all'italiano ne. Oltre a questi argomenti, perché una lingua non è fatta da una di grammatica, abbiamo dato anche un cucca storia del furlan, spiegando l'importanza di una lingua su un territorio. E io dico anche i riconoscimenti che la lingua ha avuto in Friuli, ma non solo in Friuli, anche a livello nazionale. Abbiamo riguardato dopo anche l'importanza delle varietà locali che vanno mantenute e conservate.
e vesti in pensarsi che proprio che sono l'anima di una lingua. Vinciru tenti di dare una cerce di due lingazzi stiernieri come quel che si chiacchiera a Giviano e a Forsch, e due che di Giviano e di Forsch mi varranno perdonare per strambalozzi che avrai detto, perché io non sei di là, per cui il mio accento e arresterà a vonde d'ogni di quel di sud, insomma, e se come in furlania. E pensate che us not non vi affrontato nessuna regola nuova del furlan, ma di sicuro lo faremo in la prossima puntata. E allora, una raccomandazione, stai pronti con certe penne per la lezione che avverrà. Intanto us not passerà questa trasmissione, andiamo a dare il solito cook al nostro canton dal no così maculà. Ricordando che saghette avvien qualche becin di che di monete, hanno vin da dire che avvien spiccioli, ma avvien minuti. Mandi a tutti e rivedici a prossima puntata dal corso Imparin il Furlan. Mandi, dal disin per furlan, che tu ti visi, quando tu sei lontan, non tu viodarás, cui sapere troppo.